Buongiorno, so perfettamente che non sono esattamente l'argomento al quale siete più interessati in questo momento, ma permettetemi tanto un ringraziamento, perché io adesso un po' nel mio piccolo, un po' di convegni, seminari, lezioni le faccio con testi così belli, devo dire, alle volte proprio ringrazio Beppe Tracime e tutta, anche perché mi sarei perso il pezzo forte della collezione che, come tutti sapete e avete visto, è il percorso etrusco con l'errore di Windows che avete apprezzato. E poi le scuse che devo fare, perché di fronte a, lo dico sinceramente senza piaceria, tra l'altro non sono pagato, non è che mi pagano per dire quello che dico, di fronte alle relazioni che mi hanno preceduto io abbasserò decisamente il livello e prendetelo come un dolce declivio verso l'agognato buffet. E per cercare di provocarvi, questa gradazione sarà sicuramente su un altro fronte, mi sono preso la libertà di anche iniziare un po' paradossale, con una storiella che mi ha colpito quando ho incontrato per la prima volta questo scrittore che sicuramente voi lo conosce, morto, tra l'altro suicida nel 2008, tanto e che dice così: ci sono due giovani pesci che nuotano, a un certo punto incontrano un pesce anziano che va nella direzione opposta. Fa un cenno di salute e dice: salve ragazzi, com'è l'acqua? I due pesci giovani nuotano un altro po', poi uno guarda l'altro e fa: che cavolo è? E lui la racconta in un contesto molto più strutturato, uno speech, penso una laurea d'onore, per far capire a questi giovani laureati, anzi delle lauree, che spesso non ci si rende conto di realtà clamorose, che sono talmente onnipresenti e ovvie che pure non ci si rende conto. Allora vorrei iniziare, e poi velocemente finire, non mi preoccupate, esattamente con questa specie di provocazione. Devo dire che i due relatori, molto più interessanti a me che mi hanno preceduto, per tanti aspetti, lo dico davvero senza piacere, credete, sono stato molto attento, di solito sono molto distratto quando poi devo parlare io, invece vi ho seguito per filo per segno. Anzi, vi ruberò anche le slide, date fine. Dicevo, hanno già reso molto bene l'idea dell'acqua in cui siamo. Più prosaicamente, il nostro garante, peraltro le chiamavo più volte la professoressa Palgrani, il professor Rodotà, che è stato per lungo tempo presidente dell'autorità garante, e come tale soprattutto io l'ho conosciuto, soprattutto nel senso della mia esperienza, il garante non più presidente della Rodotà è già a tempo, sono già un po' di anni, che ogni volta che fa relazioni adesso del Parlamento, dalla parte istituzionale, non dimentica di ricordare quanto quest'acqua, per continuare con questa metafora, è cambiata. Facendo riferimento nel 2010, l'avete visto per un attimo, ma lo vedete anche adesso, al tema del cloud computing, facendo riferimento, naturalmente vado spiccio su tante cose che si potrebbero dire, facendo riferimento al tema che oggi è stato chiesto velocemente di affrontare, che è quello degli smartphone e compagnia. Naturalmente io lo vedrò, seppur brevemente, soprattutto dal punto di vista aziendale. E anche, come vedete, l'acqua, cioè la realtà, è ben diversa. Ho un esempio più semplice. Caso crearmi, fra i miei clienti, azienda semplicissima, non azienda sanitaria, quindi immaginate di portare al livello giusto quello che state vedendo, un'azienda manifatturiera, come si dice bolognese, non brillante in questo periodo, ma questo poco conta, e il bravo consulente sarei io, per la cronaca se non fosse chiaro, qualche tempo fa poneva per scopo una domanda, diceva: ma non è che per caso trattate informazioni utilizzate, sempre utilizzate anche qualche device mobile? Qualche anno fa la risposta era: oh sì, forse qualcuno, però normalmente era il dirigente o l'amministratore delegato in cui vattene a occupare, vattene a spiegare, lascia perdere, questo è il senso. Stessa domanda riposta in realtà nel 2012, ma per attualizzarla diciamo nel 2013, caso reale comunque. Avete per caso qualche device mobile? 400 fra iPhone, tra l'altro con multipiattaforma, e il bravo consulente ovviamente stropicciagliò 400, vedremo poi qual è, evidentemente. È cambiata l'acqua, continuando la metafora, l'ha capito anche l'Unione Europea, lo sta capendo. Abbiamo tutta una serie di norme che sono state sfiorate, quindi devo dire che questo si completa abbastanza
fenomeni che sono stati descritti non si davano, perché semplicemente internet non c'era, lo sappiamo, tutto quello che volete, ma non esisteva a livello che esiste adesso. È cambiata l'acqua, l'ha capito anche l'Unione Europea, in un singolare incrocio magico, per cui mentre l'Italia faceva un downgrade, sapete che in questi mesi parliamo di semplificazioni in ambito privacy, no? Decreti mobili, in un singolare cortocircuito noi facciamo il downgrade nel momento in cui l'Unione Europea, rendendosi conto che l'acqua è cambiata, proponeva e sta discutendo i pronostici sul risultato di questo regolamento sul vari, quindi per i risparmi, ma diciamo che chi si occupa della materia per la maggiore dice e pensa che si arriverà ad una entro qualche mese, entro il 2013, ha messo in cucina, in cantina, in lavorazione, anzi un nuovo regolamento europeo della protezione dei dati personali che, come sanno bene i giuristi, per sua stessa natura supererà i rischi della direttiva, oltre che, come farò vedere fra un attimo, anche i contenuti, e andrà ad applicarsi una pialla, poi con possibilità di fare come il mio, comunque come una pialla a tutti i paesi europei, con contenuti che, guarda caso, documentano che l'acqua è cambiata, cioè che questa è l'acqua. E fra l'altro con temi una volta sfiorati, detti, accennati anche da chi mi ha preceduto, pensate al tema del titolo Rio, al tema della portabilità dei dati, ma soprattutto, se posso dire, devo dire una battuta sintetica, cambiando forse, se questo sarà il testo, l'approccio opposto, cioè si passerà da un approccio tipicamente latino, italiano, tutte le regole più ministeriose del mondo, di cui faremo qualche cenno anche fra poco, a un ribaltamento maggiore della responsabilità, accountability si dice, no? Sul titolare. Decidi tu qual è la scelta, tanto poi quando succede qualcosa vediamo misurare su quello. Allora espressioni tipo privacy by assessment, privacy by espressione principi, quando si è detto che in Italia bene o male la privacy stava finendo, non ci trova, questa cosa non vera, ve lo dirò anche subito, ma usciva questo regolamento europeo e la notizia che ha fatto fibrillare un po' di più le aziende, fra l'altro, è stato rendersi conto che mentre l'Italia faceva il downgrade, l'Unione Europea faceva il rilancio con il regolamento e cominciava a ipotizzare le sanzioncine del tipo che, al di là del dettaglio, che ancora non è norma, quindi lo vedremo, ma del tipo che vedete indicate fino al 2% del fatturato mondiale. Ci sono aziende non lontane da qui che hanno cominciato a fare calcoli per decine di milioni, ovviamente, perché pensate a quanto può incidere. Completo quest'acqua velocemente, per arrivare poi altrettanto velocemente a alcuni dettagli, se possibile ancora più pratici, facendovi presente che è talmente tanto forte ormai, è importante questo incrocio tra tecnologie e dati, tecnologie di diritto e dati, che non passa giorno che non arrivino stimoli di varia natura. Quello che vedete è un recente opinion del gruppo articolo 29, per farla breve, dei garanti europei sulla questione delle app. Non c'è tempo, vi rimando, andate a vedere, sono degli spunti interessantissimi in prospettiva, ancora più interessante. Il tema dei personal databases l'avete visto scorrere velocemente nel regolamento. In Italia in realtà abbiamo già cominciato a applicarlo, seppure a un settore particolare, cioè dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Tema molto interessante, ci sono già le regole, ci sono già gli obblighi a carico di questi soggetti. Altro tema veramente caldo, non so se non fosse perché è all'attenzione del garante veramente in questi giorni come consultazione, diciamo, popolare, è quello del confiso della cosiddetta cookie, cioè del comportamento da tenere, delle chance da dare all'utente mentre naviga rispetto a un potenziale monitoraggio, la dico in modo generico, del suo comportamento o dei suoi dati. Questa è l'acqua. Naturalmente violando qualsiasi regola di proprietà intellettuale, di garantire l'effetto, le aziende, cosa succede? Succede che con queste semplificazioni, sapete, se no utilizzo l'occasione per dirvelo, che abbiamo avuto questa semplificazione potentemente illustrata dalla grafica che il mio studio legale consente. Cioè si è passati improvvisamente da una definizione molto ampia di dato personale a una definizione ristretta, più ristretta, apparentemente più ristretta. Qualunque informazione relativa alla persona fisica identificata e identificabile. Ora, tacciate il fatto che nella gran parte dei casi questa informazione rimane molto ampia come presenza nelle aziende,
Quando ci troviamo con quel tipo di informazione che le vostre aziende ci fanno conti comuni tutti i giorni, in un'acqua che non è più questa, ma comincia a essere, secondo i numeri, o è in modo diffuso quest'altra, cambiano un pochino le questioni. Per carità, è una parte, diciamo, della scaturigine dei problemi che vengono raccontati prima, non sto dicendo che tutto il problema qui, ma sicuramente una parte del problema qui. Allora, dal punto di vista strettamente pratico, bisogna pure cominciare a ragionare sul fatto che quando, non con un tablet, che allora non c'era uno smartphone dell'amministratore delegato, ma con 400 device mobili tratto dati personali di un'azienda, pensate all'email, e le abbiamo dette tutte. Poi possiamo metterci tutto il resto, trattamenti anche più strutturati, ma partiamo di lì. E già oggi, in questo momento, tacete quel che verrà, ma già oggi in Italia stiamo facendo trattamenti di dati personali con strumenti elettronici, da che strumento elettronico è pacificamente qualunque, questo ci tengo a sottolinearlo, qualunque dispositivo elettronico comunque automatizzato con cui sia stato il trattamento. Questo è così, non da oggi. Il problema è che è cambiata l'acqua, perché oggi parliamo di 400 su 1000 in un'azienda che fa tante, scusatevi. Provate a pensare a 400 su 400 in un'azienda sanitaria. Pensate ai rischi connessi, pensate al fatto che magari proteggiamo il perimetro interno dell'azienda con una serie di misure strepitose, poi il tablet, che lo dirò fra un attimo, nasce un po' meno, diciamo, di default proteggibile, il tablet viene perso, rubato, lasciato in giro con quanto ne consegue. Le nostre misure, nonostante gli interventi che poi sono risolti in questo, di semplificazione, è stato abolito, come sapete, il documento programmatico sulla sicurezza, ma tutto il resto rimane, sono sempre quelle, e direi un input da dare è che per la prima volta, essendo cambiata l'acqua, forse va fatta seriamente un'analisi degli strumenti che utilizziamo per provare appunto a mettere la norma. È chiaro che le chance e le opportunità in questo slogan, che mi era piaciuto tanto, che l'avevo anche registrato come acronimo, The World's My Office, sempre più vero, cioè le chance dell'utilizzo diffuso da 0 a 400, da 0 a tutti, in azienda di dispositivi mobili con una ingente capacità di memorizzazione, quindi ci portiamo dietro non un'azienda, ci portiamo dietro tutte, ma tonnellate di aziende, una possibilità di accedere ovunque, di comunicare in modo diverso, in modo tempestivo, grandissime opportunità, sia chiaro, io sono un fan di questo modo di lavorare e anche di queste nuove possibilità verso clienti, fornitori, verso i rapporti che ci sono, però cambia un po' il modo di lavorare, non c'è dubbio, però ci sono una serie di criticità che con questi numeri non possiamo più saltare. Ad esempio, se ne parlava, forse dato il titolo, ma aumento esponenziale dei rischi di furto, di smarrimento, di utilizzo improprio, perché non partendo da di furto di identità, giusto per creare un link, perché non è molto evidente che sì. Il problema del rispetto delle misure minime, almeno usate le misure minime, è già un problema, perché, lo ripeto, mentre ormai è abbastanza ovvio di come ci comportiamo con questo, con un testo, è meno ovvio come proteggiamo le informazioni sul tablet, perché spesso e volentieri non nasce, non viene, come dire, di default facilmente impostato, non è facilmente impostabile nel senso neppure delle misure minime. Una valutazione previa sul fatto che per passare da 0 a 400 ci siano ragioni e passi chiari, cioè che non sia scontato dare a tutti lo smartphone o il tablet che sia. Il tema dei cosiddetti BIOD, sul quale non insisto, ma insomma il problema è il problema. Se ti consente di utilizzare il tuo dispositivo, devo anche capire come si rapporta la parte che usi aziendalmente con la parte invece che rimane, deve rimanere tua personale. I rischi e le policy per la trasmissione e il riciclo degli stessi dispositivi mobili e una serie di valutazioni in ambito di rischi di controllo, pensate alla geolocalizzazione sui dipendenti, sui lavoratori, temi antichi ma sempre attualissimi, e i temi legati al rapporto con garante, la notificazione eccetera, e il corretto inquadramento di tutte le figure che intervengono, figure di responsabile esterno perché gestiscono determinati servizi, fino, perché no, questo privato, il pubblico si senta sufficientemente fuori da questo tema, a una nuova valutazione di determinati rischi anche in ottica, ad esempio, di cybercrime, segreto
serio per norme che conosciamo, che hanno portato, richiamando nel modello di responsabilità, quello dell'esercizio di attività pericolosa, a sentenze storiche, perché si occupa dei miei temi, ma che mi servono qui per dire un'altra cosa. Questa è una sentenza del 2002 in cui una banca è stata condannata per aver lasciato incustodita per un tempo probabilmente minimo una pratica, una carpetta con delle informazioni tutto sommato normali, richiesta di 21, non particolarmente sensibile. È stata condannata da un tribunale italiano a un risarcimento, insomma, tutto sommato significativo. Faccio solo una domanda: pensate a quanto questo rischio si moltiplica e a quante informazioni più potrebbero essere in ballo con una gestione non accurata di 400 dispositivi mobili, magari per l'azienda sanitaria, o perché no, questo che ce l'ho davanti, fra gli altri. Responsabilità penali, considerate perlomeno quelle appunto legate alle misure minime di sicurezza, che non ha subito grandi innovazioni, se non il fatto che, oltre all'aspetto strettamente penale, appunto, nel 2009 quel tipo di violazione è stato corredato anche da una sanzione amministrativa tutt'altro che banale, mettiamola così, adesso sul punto di farvela vedere, ecco, fino a 120.000 euro. Considerate che poi, vi rimando alle slide, al testo, ci sono dei moltiplicatori di queste sanzioni che possono portare la soglia della sanzione, diciamola così, nell'ordine delle parecchie centinaia di migliaia di euro fino a 1 milione e passa di euro. Questo vale anche ovviamente per altre fattispecie. Questa è la norma, se leggete, tra l'altro come capite leggendo, essere grandi, cioè grossi, capienti, bel fatturato, bel bilancio, da questo punto di vista può non essere un vantaggio per forza, perché poi verranno applicate quel giorno sanzioni proporzionate in alto alla vostra capienza. Bisogna far male a chi è più grande e un pochino di meno a chi è più piccolo. Ho finito, se non datemi atto tanto che ho fatto il record almeno della relazione, almeno di questo. E a proposito di timing, Beppe sa benissimo che anzi lui ha messo in cantiere questo evento e mi ha proposto questo brevissimo speech mesi fa. Ieri sera, essendo sempre connesso anche alla rete, le notizie eccetera, ieri sera a mezzanotte, mentre stavo parlando della tragedia, ahimè, che tutti conoscete, e che come runner fa anche più male se possibile, arriva a un certo punto un Google Alert, qualcuno di voi utilizzerà come me ovviamente questi sistemi, che mi dice questo: fatti smart, in un video tutti ora le indicazioni del garante per proteggere la privacy su smartphone e tablet. Quando? 15 aprile 2013. Quindi devo dire, abbiamo indovinato l'argomento. Per questa stupidata che sto dicendo è interessante se vi interessa, perché c'è un video di quelli che sta facendo il garante ultimamente, molto semplice, naturalmente rivolto non tanto alle aziende, ma agli utenti, alle persone, ai minori di cui si parlava prima, ma noterete, e finisco, che già negli spunti che dà lì il garante per la tutela della persona fisica in quanto tale, ci sono richiamate molte delle regole che mi sono permesso così sommariamente, in modo tutto così leggero, di ricordare. Grazie. Questa sala non rimane chiusa, quindi chi vuole lasciare qualcosa a suo rischio e pericolo, se no lo portate giù nel guardaroba. Ci troviamo qui